Ritorniamo in diretta subito a Quinto di Treviso per parlare di opere pubbliche. Verrà completamente rifatta la pista di atletica dello Stadio Righetto, un'opera da oltre 900.000 euro. Un'opera che la comunità aspetta da più di 40 anni, questa pista è stata fatta 46 anni fa, adesso grazie a un finanziamento regionale abbiamo l'opportunità di ripristinare e rifare tutta quanta l'opera. Definirla deteriorata è un eufemismo. La pista di atletica dello stadio comunale Toni Righetto di Quinto di Treviso versa in uno stato di totale degrado. Da tempo era necessario un intervento di riqualificazione che ora è possibile grazie ad un contributo regionale di oltre 330.000 euro ottenuto dal Fondo Sviluppo e Coesione destinato appunto agli impianti sportivi. Questo impianto ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di un rifacimento per dare lustro allo sport del nostro territorio. Abbiamo un'atletica molto importante che quest'anno festeggia i 50 anni di attività e quindi per noi è un orgoglio investire su questo progetto. Un progetto che vale complessivamente 950.000 euro, 336.000 di finanziamento regionale, il resto, circa 623.000 euro, da risorse proprie del comune. Prevede una ristrutturazione completa della pista e delle pedane per il salto in lungo, triplo, con l'asta in alto e per i lanci di peso, disco, martello e giavellotto. Il rifacimento consentirà all'impianto di rispondere agli standard richiesti dalla FIDAL. I lavori cominceranno entro giugno 2026 e dovrebbero concludersi entro l'anno. Le previsioni del tempo con il nostro generale Giancarlo Iannicelli. Arrivano. Dovrebbero arrivare a secondi, come sapete ogni venerdì sera le previsioni del tempo del nostro generale, sempre puntuale e prezioso. Eccolo. Si rafforza su di noi un'area anticiclonica di alte pressioni e questo garantirà qualche giorno di tempo stabile. Prevediamo infatti per questo fine settimana cielo in prevalenza sereno, quindi tempo soleggiato, un tempo stabile che poi ci accompagnerà praticamente per tutta la prossima settimana. Chiaramente, come vedete dalla carta, però qualcosa scorre sulle Alpi, un po' di instabilità, un po' di area instabile. Questo provocherà, ma sui rilievi, qualche fenomeno di instabilità, qualche temporale, ma nulla di forte. Un qualche temporale che potrà poi nel pomeriggio portarsi localmente anche sulla pianura. I venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature per questo fine settimana, le minime 18-19 gradi, le massime intorno ai 30-31 gradi. Naturalmente prossima settimana supereremo i 30 gradi, che arriverà a 33-34 gradi. L'Alto Adriatico è quasi calmo, poco mosso. È tutto. E noi adesso andiamo a Belluno. È arrivato il nulla osta per il funerale di Gaia De Gaulle, la quindicenne morta martedì pomeriggio a Cesana Beach, travolta da un masso sul quale si stava arrampicando. La magistratura ha dunque concluso gli accertamenti finiti nel fascicolo di indagine aperto per omicidio colposo, per ora senza indagati. La cerimonia funebre si svolgerà lunedì mattina alle 10 nella chiesa di Lentiai di Borgo Valbelluna, da dove proseguirà per la cremazione. La famiglia ha reso noto che chi vorrà portare il proprio saluto a Gaia potrà farlo alla casa funeraria Gelisio di Belluno domani e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Comune e parrocchia hanno avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia, quindi i funerali di Gaia De Gaulle lunedì mattina alle 10 a Lentiai. Ed è stata ritrovata senza vita l'escursionista malese dispersa dal pomeriggio di ieri nella zona di Croda del Becco. Siamo a nord di Cortina d'Ampezzo. La donna è morta precipitando per un centinaio di metri, come ci racconta Tiziana Bolognani. Le speranze di ritrovare in vita l'escursionista malese dispersa da ieri pomeriggio si sono spente nella tarda mattinata quando l'elicottero ne ha avvistato il corpo ai piedi delle placche della Croda del Becco, una delle cime più imponenti delle Dolomiti, tra il Parco Naturale delle Dolomiti di Ampezzo e le Dolomiti di Braies. Secondo la ricostruzione, la donna, dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese della montagna, era arrivata sulle ripide placche lisce, precipitando per un centinaio di metri, finendo all'interno di una fessura. Sono state ore di grande
grande angoscia per l'amica dalla quale si era separata per concludere la sua escursione. L'escursionista malese sessantenne aveva inviato un messaggio all'amica scrivendole che aveva perso la strada del ritorno e aveva bisogno di aiuto. La macchina delle ricerche si è mossa subito con uomini e mezzi, elicotteri e droni con termocamere per proseguire nella notte e riprendere alle prime luci dell'alba con sorvoli e perlustrazioni anche con unità cinofile. Determinante è stato il posizionamento del cellulare ricevuto dal gestore di telefonia mobile che ha consentito di circoscrivere la zona di ricerca. La salma dell'escursionista è stata recuperata e trasportata nella camera mortuaria di Cortina. Alle ricerche, oltre al soccorso alpino di Cortina e della Guardia di Finanza, hanno preso parte anche i volontari di San Vigilio di Marebbe e della Pusteria, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Rimaniamo nel Cadore, ostaggio delle frane. Oggi a San Vito di Cadore sono stati Fabio Fioravanzi con Stefano Bozzi. Questo il loro reportage. Le ruspe lavorano ai margini della strada, ma la 51 di Alemagna non solo è percorribile, ma il transito ora è concesso dalle 6 di mattina alle 21 di sera, con un'ora in più di apertura, preziosa per chi, soprattutto nel commercio, lavora a Cortina d'Ampezzo. Presumibilmente alle 8 di sera magari i negozi chiudono, le attività chiudono e quindi hanno il tempo per tornare a casa senza disagi, senza percorrere quella strada lunghissima che significa Passo Tre Croci, Auronzo e rientrare in centro Cadore. Insomma, ecco, almeno questo è un risultato importante. Sperando non ci debbano essere altre chiusure, si governa la situazione attuale e i residenti lo fanno con abbastanza serenità. Assolutamente nessuna preoccupazione, sono nato e vissuto qua, so esattamente com'è la situazione. L'altro giorno ero sulla cengia del banco che è esattamente a metà Marcora a controllare, quindi nessuna preoccupazione da questo punto di vista. Sto pensando a tutti gli operai che qualche piccolo disagio ce l'hanno avuto. Ora la situazione si sta migliorando, vista sia l'apertura mattutina anticipata che la chiusura posticipata la sera. Però sto pensando a tutte le manifestazioni che verranno fatte a Cortina, a cui difficilmente la gente della valle riuscirà a partecipare. Stessi toni anche da parte dei turisti che già affollano numerosi la località cadorina. Un po' di paura, ma ci si fa anche un po' il callo. L'importante è che non ci siano vittime e che chi deve prendere decisioni si preoccupi della sicurezza innanzitutto. No, soltanto difficoltà. Non si va a Cortina, per il resto non c'è problema. È il primo giorno arrivati adesso, per cui no, direi di no. Per il momento a noi è sempre andata bene, veniamo su da Conegliano e volevamo andare qualche giorno a Cortina, un giorno era aperta, un giorno era chiusa, ma sì, è andata anche bene per noi. Turisti o residenti? Turisti. Ha avuto problemi, paura, difficoltà per via dei disagi con la strada o no? No, fortunatamente no. Tutto a posto? Tutto a posto, la strada era aperta, siamo passati senza problemi. È stato raggiunto l'accordo per salvaguardare il liceo linguistico di Auronzo di Cadore grazie alla sinergia tra soggetti pubblici e privati che ha visto la provincia di Belluno come capofila. Palazzo Piloni metterà a disposizione un finanziamento di 48.000 euro, cui si aggiungono 101.000 euro garantiti per metà dal consorzio BIM e la parte restante suddivisa fra le Unioni Montane Centro Cadore, Comelico e Comune di Auronzo. Un soggetto privato garantirà altri 80.000 euro necessari all'operazione. I finanziamenti consentiranno la prosecuzione dell'offerta formativa per l'anno scolastico entrante, mentre per il successivo il settore del liceo linguistico confluirà nell'offerta dell'Istituto Fermi di Pieve di Cadore. Lunedì prossimo si svolgerà un incontro con i genitori degli studenti per spiegare tutti i dettagli di questo accordo. È tutto da Belluno e anche dalla provincia di Treviso. Non ho ulteriori aggiornamenti da darvi. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.